Padre Pio diceva: intorno all'altare c'è tutto il paradiso. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di quanto rivelato da un figlio spirituale, Enrico Cerioni, il quale si recò un giorno a San Giovanni Rotondo ad assistere ad una Santa Messa celebrata da Padre Pio. Ecco quanto raccontò questo suo figlio spirituale. Mentre insieme ai fedeli ero in attesa che Padre Pio venisse in chiesa per celebrare la Santa Messa, ho visto uscire dalla sagrestia 2 file di angeli che lo precedevano. Il Santo Padre Pio aveva a fianco la Madonna. Si accostò all'altare mentre la Madre di Dio si mise a un lato. Appena cominciò il Salmo 42, introibo ad altare Dei, Padre Pio diventò luminoso e tale rimase per tutto il tempo della celebrazione eucaristica. All'elevazione apparve Gesù che si fondeva in Padre Pio. Facevo fatica a distinguere le 2 persone. Alla comunione la fusione divenne totale per effusione d'amore. Quindi il Cerioni disse di aver pregato Fra Daniele di domandare a Padre Pio se quanto aveva visto fosse stata solo una sua immaginazione oppure una cosa reale. E Padre Pio disse che la prima parte, quella che accennava alla presenza degli angeli e della Madonna intorno all'altare, era vera ed era vera anche la seconda parte, anche se Padre Pio lo disse annuendo col capo, come se fosse mortificato che qualcuno si fosse accorto di questo grande miracolo che si compiva proprio intorno all'altare mentre si celebrava la Santa Messa, in particolare il miracolo di Dio che si fa presente attraverso la figura e la persona di Gesù Cristo, che si unisce al sacerdote durante la Santa Messa. Padre Pio, per santa umiltà, non voleva mai che gli altri sapessero quali privilegi gli aveva concesso il Signore per il bene della sua anima e per il bene dell'umanità.